Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Aveva la patente Ciafik El Catani, 21 anni, il marocchino che ieri mattina, alla guida di una Mercedes, ha travolto ed ucciso alla Lamezia Terme 7 ciclisti e ne ha feriti altri 3. La patente gli era stata sospesa 7 mesi fa per un sorpasso in curva, ma poi gli era stata restituita. Ieri era stato detto che non l'aveva perché il Catani non aveva materialmente con sé il documento, trovato poi a casa di una sorella. Sentito dai magistrati, il giovane ha cercato di giustificarsi per quello che è accaduto, riferendo di non essersi reso conto pienamente delle conseguenze del suo gesto. I lavoratori LSU e LPU della Regione Calabria hanno inscenato stamattina una protesta davanti a Palazzo Campanella a Reggio per sollecitare la loro stabilizzazione. Sempre oggi infatti è stata convocata la terza commissione regionale Attività sociali, sanitarie e formative, con all'ordine del giorno la proposta di legge per la stabilizzazione del personale impegnato in attività socialmente utili di pubblica utilità, che porta la firma dei consiglieri regionali Guccione, Aiello, Salerno, Parente, Censore. Si decideranno oggi le sorti dei mercatini di Natale di Catanzaro, dove sabato scorso si sono vissuti attimi di tensione, quando alcuni commercianti hanno inscenato una forte protesta salendo su delle impalcature, montate su un palazzo alle spalle della prefettura. I gazebo sarebbero infatti stati allestiti in mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte del comune, che ha ordinato lo sgombero. Raggiunto il tetto del palazzo, i commercianti hanno minacciato di gettarsi giù e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di riportare la calma. Roberto Maroni è giunto nel fine settimana a Reggio Calabria per partecipare alla manifestazione nazionale per la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. La festa di Santa Barbara, ha detto il ministro dell'Interno parlando con i giornalisti, è sempre una ricorrenza importante. L'anno scorso l'abbiamo celebrata a Venezia e quest'anno siamo venuti a Reggio Calabria perché da 2 anni è itinerante. Prima dell'arrivo di Maroni c'è stata una sfilata di mezzi storici del corpo, celebrazioni in tutta la Calabria, in particolare nel capoluogo di regione. Le mafie tra controllo locale e traffici internazionali. Questo è il titolo del tema attualissimo del convegno che si è svolto ieri sera nella sala consiliare del comune di Cerisano. Il dibattito è stato organizzato dai giovani membri dell'Associazione Culturale Cerisanese CLOE. Al tavolo dei relatori Ercole Giapparini, sociologo e ricercatore dell'Università della Calabria, e il procuratore di Vibo Valentia, Mario Spagnuolo, il quale ha analizzato la realtà territoriale attraverso esempi eclatanti di operazioni antimafia svolte in Calabria. È stata inaugurata ieri a Cotronei la prima fiera dei comuni e di San Nicola. L'evento organizzato dall'Associazione Culturale Gioia di Dinas Torino, con il patrocinio dell'assessorato alle attività produttive della Regione Calabria, della provincia di Crotone e del comune di Cotronei. Una kermesse di 4 giorni per promuovere e valorizzare il Made in Calabria, artigianato, agricoltura ed enogastronomia. Alla cerimonia di apertura, insieme agli organizzatori, erano presenti l'assessore provinciale alle attività produttive Alessandro Carbone e il sindaco di Cutro Salvatore Migale, atteso per oggi l'assessore regionale Antonio Caridi. L'11 dicembre prossimo si svolgerà a Crotone la Spesa della Solidarietà, organizzata da un gruppo di associazioni capeggiate da Solidarietà, rappresentata dal giudice Raffaele Lucente, in collaborazione con il Rotaract, Ageshi Cri e Associazione Noemi. L'iniziativa, presentata nella sede del Rotary Club, si terrà sabato con l'ausilio di 50 volontari, al centro commerciale Le Spighe e nei supermercati PAM. I prodotti raccolti saranno distribuiti alle famiglie bisognose della città e della provincia. Nell'ultimo weekend calcistico l'unica squadra calabrese a fare bottino pieno è stato il Cosenza di Somma, che ha regolato di misura l'Atletico Roma a Stambito, decisiva la rete di Biancolino. Sabato Reggina e Crotone sconfitte in trasferta, gli Amaranto sono stati battuti a Varese da un gol di Ebagua, mentre gli Squali hanno perso a Novara per 3-0, gol di Porcari e doppio rubino per i piemontesi. In seconda divisione pareggio per Vibonese e Vigor Lamezia, rispettivamente contro Pomezia e Milazzo, mentre il Catanzaro 0-1 contro l'Isola Liri, in camera la 10ª sconfitta in campionato.